Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento quotidiano con Onda Libera, oggi dedicato in particolar modo all'approfondimento nella seconda parte di alcuni dei temi toccati ieri nell'articolo di prima pagina sul giornale da Magdi Cristiano Allam che avremo con noi, ma intanto io do il benvenuto al primo ospite della nostra trasmissione di stamani, è il sindaco leghista di Telgate Bergamo, Fabrizio Sala. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno a tutti voi e Padania Libera. Allora, parliamo stamani con il sindaco di Telgate, con Fabrizio Sala, per via di una iniziativa che è stata sanzionata con sentenza che ha condannato il comune guidato da Fabrizio Sala a ritirare una delibera ritenuta discriminatoria. Però io lascio subito la parola a te Fabrizio per raccontarci di che si tratta e che cosa dice la sentenza. Allora, innanzitutto ti devo correggere perché non ha condannato me il mio comune, ma un comune... Il comune di Bolgare, scusami. Il comune esatto. di Bolgare e il sindaco è Luca Serughetti. Praticamente questa delibera che ha fatto il comune di Bolgare sull'idoneità alloggiativa ha aumentato il costo dell'idoneità alloggiativa alla certificazione da 150 a 500 euro. È stato condannato a ritirare la delibera e a risarcire i richiedenti che avevano pagato 500 euro della differenza tra 350 euro e 500 euro. Io ho praticamente adottato una delibera simile con delle motivazioni leggermente diverse. Ecco, ma che cos'è? La mia delibera non è ancora stata né impugnata né attaccata da nessuno ed è tuttora vigente. Ecco, che cos'è allora cos'è la certificazione di idoneità alloggiativa? Allora, la certificazione di idoneità alloggiativa serve principalmente per gli stranieri che vogliono sottoscrivere un contratto di soggiorno per lavoro subordinato, per la richiesta di carta di soggiorno e per la richiesta di nulla osta ricongiungimento familiare, ed è praticamente l'attestazione della conformità degli impianti idraulici ed elettrici, oltre che a tutta una serie di requisiti che l'immobile deve avere, nonché la metratura per dire all'affittuario il tuo appartamento è di 80 metri quadri, può essere abitato da 5, da 6, da 7 persone in base alla normativa vigente. Ecco, quindi è un documento in sostanza che riguarda principalmente gli stranieri. Principalmente gli stranieri, però può essere richiesto da tutti, italiani, stranieri, riguarda principalmente gli extracomunitari perché viene richiesto in determinate pratiche. Come ti dicevo, la mia delibera... Sì, prego. Come ti dicevo, la mia delibera è tuttora vigente perché noi abbiamo praticamente constatato che questa certificazione ha dei costi puramente amministrativi. Quindi l'abbiamo portata da 100 a 325 euro, elencando praticamente tutti i costi che l'amministrazione ha, dai 2 professionisti che escono, idraulico ed elettricista, a controllare la conformità degli impianti, a il lavoro che fa la polizia locale, nonché tutti i tecnici comunali per la verifica di questa certificazione. Ecco, il sindaco Serughetti, perché l'iniziativa è nata a Bolgare, come giustamente ricordavi tu, ho fatto confusione io all'inizio, il sindaco aveva già dichiarato a suo tempo che questa sia una misura contro l'afflusso di immigrati sul territorio, lo vedremo, perché l'intenzione del comune è quella di rendere più rigidi i controlli sulle abitazioni, sulle unità abitative. Perché il problema è che l'esborso economico fatto dal comune non deve essere a carico della collettività, deve pagare chi usufruisce di questi servizi. Che poi siano immigrati o no, ha detto Serughetti, questo non spetta a me dirlo. Esatto, e questa è praticamente l'essenza della nostra delibera. Noi abbiamo dei costi e li carichiamo sul richiedente e non sulla comunità. Tra l'altro do ragione anche al sindaco Serughetti, in quanto che noi abbiamo avuto una richiesta di idoneità alloggiativa che abbiamo cassato, perché proprio dai controlli che abbiamo effettuato abbiamo riscontrato la non conformità degli impianti. Ad esempio l'impianto del gas, nonostante il richiedente ci avesse fornito la documentazione che era conforme alle regole vigenti, era sigillato perché non era stato pagato la bolletta del gas da più mesi e aveva delle bombole del gas sul balcone con dei tubi che entravano in casa, e non ti dico quello che poteva succedere se avessimo rilasciato le idoneità alloggiative, insomma. E che è una certificazione che nessuno comunque può mettere in discussione, in quanto tutela innanzitutto il richiedente, cioè la persona che deve andare ad abitare l'immobile, e poi tutti i coinquilini che vivono in parte a lui. Quindi cosa vuol dire? Che finora le tariffe erano troppo basse? Vuol dire che finora le tariffe erano troppo basse. Infatti noi non abbiamo aumentato soltanto la certificazione di idoneità alloggiativa, ma abbiamo adeguato tutte le
certificazioni che rilascia il comune, diritti di segreteria, anche su tutta un'altra serie di controlli che facciamo, insomma. Ci siamo resi conto che nonostante che questi controlli hanno comunque un costo e gli enti locali sono sempre più in difficoltà, e non era giusto che la maggior parte di questi costi veniva riversato sui cittadini, ma era giusto riversarli, come in tutte le certificazioni che rilascia il comune, sul richiedente. Ecco, quante domande sono state presentate a Telgate per l'idoneità alloggiativa? Da quando abbiamo praticamente deliberato l'adeguamento dei diritti di segreteria, una soltanto, che è stata verificata e cassata. Quella che è stata rifiutata. Esatto. Oggi ne abbiamo ancora 2 in corso che dobbiamo andare ancora a valutare con i nostri tecnici, e penso che lo faremo ai primi di settembre, per capire se l'immobile è agibile o no. Tra l'altro ti dirò un'altra cosa: noi non chiediamo solo idoneità alloggiativa, ma chiediamo anche l'agibilità dell'immobile, o se non ci fosse l'agibilità, comunque l'idoneità statica dell'immobile, e questa non è a carico del richiedente ma del proprietario e di chi affitta, diciamo, l'immobile o l'appartamento stesso. Quindi non è vero che è una norma discriminatoria, ma andiamo a tutelare anche come ti dicevo prima, l'inquilino stesso, e l'idoneità alloggiativa è a carico del proprietario dell'appartamento o dell'immobile. Quindi la maggior parte, il 99% delle volte, è un italiano. Quindi è il proprietario dell'immobile che deve essere il titolare di questo documento? Documento per quanto riguarda l'agibilità dell'immobile. Per quanto riguarda l'idoneità alloggiativa, noi non la rilasciamo se non ha gli impianti a posto, insomma, se l'impianto elettrico e idraulico non sono a posto, con tutta un'altra serie di requisiti. Insomma, questo appartamento deve essere sicuro per chi entra e per chi abita intorno. Non è possibile avere dei ghetti, soprattutto nei centri storici, o immobili molto vecchi e fatiscenti che creano solo del degrado urbano, affittati a 10, 12, 13 persone, insomma. Ecco, tu hai detto, Fabrizio, noi andiamo avanti comunque, no? Anche di fronte... Comunque, anche perché la mia delibera non è stata impugnata, poi io i costi che ho li posso dimostrare tranquillamente, perché sono solo costi amministrativi. Il Tribunale di Bergamo invece ha accolto il ricorso che è stato presentato dalla CGIL Bergamo, dall'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e dalla cooperativa RUA, insieme a 3 cittadini stranieri residenti a Bolgare, e il Tribunale ha dichiarato invece discriminatoria la delibera che risale al gennaio scorso del Comune di Bolgare, del sindaco Serughetti, con cui i diritti di segreteria per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa venivano aumentati a 500 euro, perché, ha detto il Tribunale di Bergamo, questo comporta uno svantaggio a carico di tutti gli stranieri che intendono risiedere nel comune di Bolgare, chiedendo agli stessi stranieri un importo sproporzionato e ingiustificato per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa. Cioè il Tribunale in realtà dice no, non è vero che i costi sono giusti, corretti, parametrati al fatto che bisogna fare le perizie e via dicendo. Al contrario, il costo è sproporzionato e ingiustificato. Tu come commenti dal tuo punto di vista? Allora, per quanto riguarda la mia delibera, il costo è giustificato e lo posso dimostrare tranquillamente. Io ho tutti i costi, li ho elencati in delibera, che il comune ha per certificare l'idoneità degli impianti. I 2 professionisti che escono mi costano X euro all'ora più IVA, il comune, i tecnici del comune e la polizia locale devono uscire, devono valutare le pratiche, hanno un costo. La somma di questi costi costa 325 euro. Io non ho messo per motivi di sicurezza urbana, per altri motivi, ho solo elencato. Io ho dei costi vivi e li carico sul richiedente, punto. Li posso dimostrare. Non penso, tra l'altro la mia delibera non è ancora né stata impugnata né attaccata da nessuno, quindi poi mi fanno ridere sinceramente alcune dichiarazioni dei deputati del PD che dicono che è ora di governare il fenomeno dell'immigrazione in modo serio e responsabile, senza demagogie e delibere inutili. Insomma, loro che sono artefici di Mare Nostrum, mi sembra alquanto bizzarre dichiarazioni del genere. Però Fabrizio, uno potrebbe dire, ma siccome a te l'ha chiesto una persona, al massimo sono altre 2 in via di accertamento, non so quanti abbiano chiesto a Bolgare, 3 cittadini stranieri residenti hanno fatto ricorso, uno dice però insomma riguarda una minuscola porzione di cittadini questa questione, compresi gli stranieri, diciamo, o no? Sì, compresi gli stranieri, insomma io non riesco a capire i motivi di queste polemiche. Insomma, quando si chiede a questi cittadini, oltre ad avere dei diritti, anche dei doveri, insomma, queste certificazioni hanno un costo, e di pagare il costo di queste certificazioni scoppia il pandemonio. Addirittura si dice che si
possono creare casi di illegalità, di clandestinità, non so. Ascoltami però, tanto per capirci sui numeri, quanti stranieri sono residenti nel tuo comune, a Telgate? Allora, il mio comune è uno dei, diciamo così, dei comuni con una più alta percentuale di stranieri in Italia, siamo al circa 27% di stranieri regolari. Che significa in numeri? I numeri si dicono su un comune di 5.050 abitanti, circa 1.400 stranieri. Allora, 1.400 stranieri e la domanda finora è stata una per questo certificato. Questo cosa significa secondo te? Che non ce n'è bisogno ai fini anche del contratto di soggiorno, di lavoro, eccetera, o che c'è una vastissima area di nero, tra virgolette? Ma potrebbe essere una e l'altra. Diciamo che la crisi economica in qualche modo ha frenato un attimo l'arrivo di immigrazione regolare. È anche vero che ci sono determinate etnie che usano molto subaffitto in nero, quindi bypassano questo tipo di controllo. No, perché capisci che uno da fuori dice ma c'è una bella sproporzione fra il fatto che la domanda di questo certificato l'ha avanzata una sola persona e il fatto che risiedono 1.400 stranieri. Esatto, ma ti ripeto, la maggior parte delle volte che viene richiesta questa certificazione è o per un ricongiungimento familiare, e la vedo abbastanza dura negli ultimi tempi con la crisi economica che c'è, oppure per, diciamo così, un nuovo contratto di lavoro. E anche qui mi sembra che la crisi abbia detto la sua. Poi discriminante, come dicevi tu, una persona su 1.400 ha richiesto, è stato cassato perché non è stato trovato l'impianto conforme alle norme. Non capisco dove sia discriminante questa cosa. Il Tribunale di Bergamo proprio fa riferimento a questa motivazione, cioè alla condotta discriminatoria. Una delibera impostata in maniera diversa dalla nostra. Ripeto, quella di Bolgheri era stata fatta in un certo periodo storico dove c'erano stati incidenti gravissimi, tra cui l'omicidio di Chiuduno, insomma c'era stato tutto un problema di gestione di ordine pubblico. Io invece nella mia delibera scrivo che ho dei costi che sono facilmente dimostrabili, li dimostro in delibera e li carico sul richiedente, non sulla comunità, appunto. Non vedo dove ci si possa attaccare su questa cosa, insomma, ma è normale che anch'io quando chiedono un certificato in comune solo di diritto accesso agli atti pago 30 euro. Nessuno si è mai strappato i capelli per questo, insomma. Allora, c'è chi ha individuato in questo provvedimento, in sintesi, e lo ha fatto anche il Tribunale nel caso di una delibera peraltro diversa, perché tu hai precisato... Con motivazioni diverse, leggermente diverse. Sì, però in ogni caso, diciamo, c'è chi ha individuato in questo provvedimento un tipico atto di governo del sindaco leghista medio, mettiamola così, quello che si impunta su queste cose qui che, come dicono gli esponenti del PD, sono un modo di gestire demagogico e strumentale la questione dell'immigrazione. Però, e ti faccio rispondere su questo, però c'è anche da dire, ma un sindaco di un paese che ha il 27% di stranieri, com'è che fa, diciamo, ad assicurare che il paese viva armonicamente, che le cose vadano bene, a governare un fenomeno che comunque determinati problemi da un punto di vista pratico li pone, no? Sempre dando la buona fede a tutti i singoli individui, avendo rispetto per tutte le singole persone, però i numeri sono numeri e quando tu hai un terzo del paese che è fatto di cittadini stranieri, presumo che qualche tipo di problema un amministratore ce l'abbia. E non lo dico in senso astratto, diciamo, lo dico in senso concreto, perché poi se no cadiamo nell'ideologia, o no? Perfetto, guarda, il primo problema concreto che abbiamo noi, allora, la gente pensa che ci siano delle forti tensioni la maggior parte delle volte tra le comunità straniere e la comunità, diciamo i cittadini italiani, e questo io da sindaco di un paese con il 27% di immigrati lo posso smentire, perché la maggior parte delle tensioni che si verificano in paese sono tra le comunità stesse. Primo. Secondo, abbiamo un problema di tutela dei nostri cittadini, in quanto abbiamo, ti ripeto, una crisi economica senza precedenti che morde. Abbiamo anziani che vivono con pensioni di fame, che hanno la sfortuna di avere una casa di proprietà dopo 30 anni di mutue, a cui non possiamo dare un aiuto concreto in termini economici, e delle famiglie di 5, 6, 7 persone che sono arrivate 6 mesi fa, un anno fa o 2 mesi fa sul nostro territorio, a cui qualsiasi bando tu apra, fatto dalla regione, fatto dallo Stato, fatto dal comune, hanno sempre la precedenza per tutta una serie di requisiti che vengono considerati da questi bandi. Questo crea molto malumore, anche perché poi è il sindaco e l'assessore di turno che deve dire alla persona che conosce da tanto tempo, che sa che è in difficoltà economica, no guarda non posso darti un aiuto concreto, e si vede arrivare
lo straniero di turno che è arrivato l'altro giorno in paese, che ha tutti i benefici dati da questi bandi, insomma, è abbastanza antipatico e anche brutto fare quella parte lì. No, anche È un problema. Anche perché, ripeto, mi sembrano veramente fuori luogo in certi casi i discorsi ideologici, cioè l'odio per lo straniero e compagnia bella. Questi sono discorsi pratici, molto pratici. Di gente che non arriva alla fine del mese, che viene a chiederti un aiuto, una casa popolare, piuttosto che un aiuto economico per pagare la bolletta del gas, e tu devi dire di no, perché si apre un bando sulle case popolari, sai benissimo che il 99% andranno a famiglie straniere e i tuoi rimangono lì, anzi si incazzano ancora di più, passano il termine, quindi diventa difficile gestire una situazione del genere, perché poi si parla di integrazione, ma l'integrazione secondo me è possibile con numeri limitati, ma quando tu hai il 27, 28, 20% di stranieri è difficile integrare loro alla tua realtà. È più facile che loro vivano in ghetti separati, creano una piccola India, un piccolo Senegal, un piccolo Pakistan all'interno della tua comunità, con tutto quello che ne consegue, quindi diventa difficile, insomma. Poi stiamo assistendo a un'immigrazione sconsiderata un po'. Se tu accendete la televisione basta guardare quante persone arrivano sulle coste italiane per capire poi il messaggio che passa in tutto il mondo, e tra l'altro nei cittadini stranieri stessi, insomma, perché tante volte si dice che noi siamo un paese che aiuta, un paese solidale, ma questo non viene visto dagli stranieri stessi come un beneficio, ma viene visto come una debolezza dello Stato italiano e della gente italiana nei loro confronti. Ecco, Fabrizio, tu sei sindaco appunto di un paese di 5.000 abitanti, poco più. È un periodo questo storico, e non c'è nessun segnale che le cose vadano diversamente per il futuro, nel quale l'amministratore locale, il sindaco, è proprio il primo fronte, diciamo così, di contatto fra il cittadino fra il cittadino e la cosa pubblica. E in un momento nel quale i sindaci vedono i loro bilanci costantemente tagliati, bloccati, impossibilitati perfino a usare delle risorse se ce le hanno in cassa per il famoso patto di stabilità. Anche nelle ultime manovre del governo attuale, le coperture finanziarie, per esempio per il bonus dei famosi 80 euro, in parte vengono recuperate tramite il taglio ai comuni, ulteriori tagli ai comuni per centinaia di milioni. Insomma, in un contesto del genere io dico, tu sei il primo fronte, tu come tanti sindaci di diverso colore, per carità, no? Stiamo parlando della figura del sindaco in quanto tale, in quanto istituzione, comune, sindaco, giunta. Il sindaco è lì sul territorio e ha sempre meno strumenti finanziari, economici, eccetera. Io chiedo, il tuo margine di libertà concreta, diciamo, di possibilità di fare qualcosa, qual è, se dovessi tirare una sintesi? Molto risicato e molto limitato. Guarda, la verità è che economicamente dobbiamo andare a reperire le risorse ancora dai nostri cittadini, quindi tutti i tagli, se vogliamo garantire i servizi che attualmente ci sono, dobbiamo aumentare la pressione fiscale di nuovo sui nostri cittadini, e i cittadini non lo riescono a capire, perché comunque già dalle tasse che pagano dovrebbero avere tutta una serie di servizi di qualità che oggi non hanno. E quello che può fare un buon sindaco è quello di ascoltare i problemi della gente, portarli in piazza e fare delle manifestazioni o atti eclatanti, come ha fatto il sindaco di Bolgare, cioè manifestando questo malumore, insomma. Poi è chiaro che c'è una politica dove lo Stato vuole svuotare, è già partito dalle province, poi dalle regioni, dagli enti comunali, tutti i poteri per accentrarli a sé, insomma. Il sindaco ormai è diventato quasi un passacarte, diciamoci la verità. Noi siamo lì per cercare di garantire i diritti dei nostri cittadini, però diventa sempre più difficile, come dite voi, questi tagli ormai fatti in maniera sconsiderata, e anche se un comune ha delle risorse da poter spendere, parlo delle scuole pubbliche piuttosto che delle strade, è impossibilitato a realizzare qualsiasi cosa. Fabrizio. È veramente desolante questa situazione. Tra l'altro non capisco i sindaci, parlo di sindaci, non di sindaci della Lega, del PD o di Forza Italia, come mai non riescono a fare fronte comune attraverso l'ANCI e a ribellarsi a questa cosa, insomma, perché ne va di mezzo il benessere di tutti i loro cittadini, perché siamo tutti nelle stesse condizioni. Bene, abbiamo parlato con Fabrizio Sala, sindaco leghista di Telgate. Grazie Fabrizio. Tra l'altro il paradosso, dicevo, è che parliamo da un territorio che è sempre più spremuto, che sta sperimentando in maniera anche pesante gli effetti di una crisi economica che non finisce, per molti motivi, ma anche per il fatto che si continua a spremere
un territorio all'inverosimile. Sono tutti comuni che in proporzione mandano a Roma 20 e gli torna indietro uno. Guarda, ti do dei dati più precisi. Allora, il nostro comune, secondo i calcoli che abbiamo fatto, ti assicuro che si avvicinano molto alla realtà. Tra aziende, noi siamo una delle zone più industrializzate di tutta la Bergamasca e di tutta la Lombardia. Famiglie, comuni, imposte, mandiamo a Roma circa 90 milioni di euro. Lo Stato italiano ci restituisce come trasferimento al comune di Teigate 970 mila euro. Cioè 90 contro meno di 1. Esatto. Il rapporto è quello lì, 1 a 90, cioè ho quasi 1 e ti do 90. Esatto, se mi lasciassero 5, almeno non dico il 10%, il 7-8% delle risorse che il mio comune dà allo Stato italiano, sarei la persona più felice del mondo e soprattutto me le lasciassero usare. Però no, questo è il rapporto che oggi abbiamo. No comment, ho la sensazione che il federalismo comunale sia forse l'unica roba seria da fare in Italia, perché parlare di federalismo a livello di regione mi ispira poco e male, mentre i comuni sono l'unità di base che dovrebbe godere delle proprie risorse sul suo territorio, con gli opportuni correttivi, tutto quello che vuoi, ma il principio secondo me è quello lì, di partire da lì. Esatto, portatemi via l'80%, lasciatemi il 20% delle risorse che versiamo allo Stato italiano. Insomma, rapinatemi solo l'80%, esatto, siamo a questo assurdo, rapinatemi. diciamo così. Vabbè. Perfetto. Fabrizio Sala, sindaco di Telgate, buon lavoro Fabrizio, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore il tuo sorriso. Per tutti i bambini fino a 14 anni. Ieri dell'articolo di fondo in prima pagina sul giornale a proposito dell'operazione Mare Nostrum e delle specificità tutte italiane, l'unico Stato al mondo che investe risorse per farsi autoinvadere, ma ce lo spiegherà meglio lo stesso Allam, tra poco dovremo averlo in collegamento telefonico. Intanto a proposito di notizie, velocemente ma poi le riprendiamo, in prima pagina sull'agenzia ANSA di stamani c'è la morte dell'attore americano Robin Williams, che tiene banco da stamani in apertura. E poi alcune notizie di economia, delle quali parleremo tra poco. Nel frattempo mi dicono dalla regia che dovremmo avere in collegamento con noi Magdi Cristiano Allam, come dicevo prima. Buongiorno Magdi, ciao. Buongiorno Giulio e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Allora, Magdi, stavo dicendo poco fa, e l'abbiamo letto ieri in rassegna stampa, che tu hai posto per l'ennesima volta, mi verrebbe da dire, ma di nuovo alla luce anche degli ultimi numeri, il problema dell'operazione cosiddetta Mare Nostrum. Partendo da alcune cifre, nel Mediterraneo 9 clandestini su 10 sbarcano in Italia e a una ventina di giorni fa, facendo le somme, l'ammontare dei clandestini arrivati in Italia era pari a 85.000 circa. Ma quel che più conta, tu dici da un punto di vista politico, l'Italia è l'unico Stato al mondo che sta investendo risorse per farsi invadere e che ha abolito il reato penale di clandestinità. Alla luce di queste due considerazioni, che senso ha secondo te, e entriamo subito in un altro dei cosiddetti argomenti del giorno, la presa di posizione del ministro Alfano contro quelli che ha definito i VQMPRA sulle spiagge? Perché mi risulta un po' strano che un ministro che sponsorizza un'operazione di questo genere poi si lamenti del fatto che i vacanzieri siano
disturbati da persone che vendono oggetti sulle spiagge. Sì, diciamo sono due tematiche diverse. Io credo che sia importante che gli italiani assumano piena consapevolezza del fatto che questa autoinvasione di clandestini rappresenta veramente una emergenza e che comporta non soltanto oneri finanziari, oneri sociali che oggi sono assolutamente non accettabili, ma comporta anche lo stravolgimento dei valori fondanti della nostra civiltà, comporta lo stravolgimento dello Stato di diritto, perché se noi accettiamo delle eccezioni sul piano del diritto, della legge, ritenendo che quelli che entrano illegalmente perché privi di documenti attraverso le coste meridionali non sono clandestini, non vengono sanzionati in quanto clandestini, ma all'opposto andiamo addirittura a accoglierli al limite delle acque territoriali straniere e siamo noi a introdurli nel modo più sicuro possibile nella frontiera nazionale italiana. Questa deroga allo Stato di diritto di fatto introduce un doppio binario sul piano giuridico. C'è una legge che vale per gli italiani, dove le regole devono essere tassativamente ottemperate, e c'è invece una legge che vale per i clandestini, dove ci sono soltanto diritti e soltanto libertà, ed è quello che loro effettivamente fanno. Arrivano qui, battono i pugni sul tavolo, pretendono, perché sanno che noi siamo disponibili a concedere. Beh, ma c'è anche una legittimazione a livello governativo, perché l'operazione Mare Nostrum è una istituzionalizzazione, no? Di una politica dell'accoglienza fatta in questi termini. Esatto, ed è questo quello che è estremamente grave. Cioè siamo stati noi come Stato italiano a legittimare questa autoinvasione, a legittimare la clandestinità, ed è il punto fondamentale. Non è un qualcosa di estrapolato da un contesto, è parte integrante di un contesto dove l'immigrazionismo, inteso come ideologia che concepisce gli immigrati buoni a prescindere dalle ricadute nel nostro vissuto e nella nostra quotidianità, e dove il globalismo viene concepita come la prospettiva a cui noi in modo irrevocabile dobbiamo tendere, perché lo Stato nazionale, ma anche la dimensione localistica, cara agli amici di Radio Padania, viene superata perché dobbiamo confluire in una entità globale dove il meticciato culturale rappresenta, come dire, l'unica forma, l'unico modello di civiltà, dove tutto ciò che sono le nostre radici, la nostra fede, i nostri valori, le nostre identità localistiche specifiche vengono azzerate, perché dobbiamo essere tutti quanti parte integrante della globalizzazione. Ecco, tu fai notare, tra l'altro, nell'articolo di ieri, un altro aspetto delicato sotto il profilo, diciamo così, del rispetto della legge e del diritto, ovvero il fatto che con questa operazione, con questo tipo di approccio, lo Stato italiano è l'unico al mondo che collabora con la criminalità organizzata, quella che lucra sulla pelle dei clandestini. E tu ti domandi, credo retoricamente, ma in maniera molto efficace, com'è possibile che nessun magistrato abbia ritenuto di dover procedere contro lo Stato italiano, perché qua c'è una fragranza di reato, di concorso in attività di criminalità mafiosa.
Sì, è gravissimo perché il nostro Stato di diritto contempla l'obbligatorietà dell'azione penale, cioè quando un magistrato è di fronte ad una flagranza di reato, e questo è un caso flagrante perché come dire, abbiamo delle prove inconfutabili del fatto che chi gestisce il traffico di clandestini è la criminalità organizzata. Oramai abbiamo prove che sono pubblicate e abbiamo anche una sentenza, almeno una sentenza di un tribunale che ha condannato gli scafisti per la commissione di questo odioso reato. Eppure non c'è nessun magistrato in Italia che ha proceduto nei confronti dello Stato italiano, che è parte integrante nella commissione, nel perpetramento di questo crimine, perché noi andiamo a prelevare questi clandestini, come ho detto prima, fino al limite delle acque territoriali straniere, quindi li prendiamo in carico dopo che loro hanno già pagato la taglia alla criminalità organizzata, ci rendiamo quindi complici della criminalità organizzata, e questo crimine da parte dello Stato italiano si protrae da almeno 10 anni. Io ricordo che già nel 2005, io ero ancora vice direttore del Corriere della Sera, l'allora ministro dell'Interno Giuseppe Pisanu denunciò pubblicamente questo odioso traffico di esseri umani e sottolineò che l'ammontare dei profitti di questo traffico supera quello del traffico, dello spaccio della droga. Ebbene, com'è possibile che lo Stato consapevolmente da un lato denuncia questo crimine e dall'altro collabora con chi perpetra questo crimine? Magdi, Cristiano, tu hai detto prima, questo approccio immigrazionista è finalizzato alla creazione di un enorme meticciato su scala globale, e più di una volta nei tuoi articoli tu hai cercato di tracciare una linea di collegamento fra questo progetto, diciamo, di meticciato globale e di stemperamento, di cancellazione, di diluizione delle identità, delle specificità nazionali, locali, territoriali, in una sorta di marmellata, no? Nella quale non esistono più valori condivisi e identificanti, ma esiste una specie di relativismo totale. E hai congiunto questo fenomeno, parallelamente, all'instaurarsi di un regime finanziario globale, che è quello che sperimentiamo anche nelle dinamiche europee, per esempio, e nei riflessi del governo dell'Europa anche all'interno dei singoli paesi. È altro tema di questi giorni. In che senso tu intravedi, diciamo così, questo fil rouge, questo collegamento fra quello che si fa da un punto di vista delle politiche migratorie e della costruzione di questo meticciato e il dominio della finanza bancocentrica, modello Europa e Unione Europea? Tra l'altro tu non sei stato eletto dopo 5 anni al Parlamento Europeo, ma io mi sono letto tutto il programma che hai presentato per le elezioni, e sarebbe da dedicarci una puntata a parte, diciamo, alle considerazioni che tu fai sull'Europa, sull'euro, sul federalismo e sulla tassa unica al 20%, perché dovremmo parlare di un'altra cosa. Però mi interessa capire qual è il collegamento tra questi due mondi. Sono due facce della stessa medaglia, Giulio, sono due facce della stessa medaglia, perché la finanziarizzazione dell'economia, cioè la prevalenza della dimensione virtuale della finanza rispetto a quello dell'economia reale, e la finanza speculativa globalizzata possono affermarsi, imporsi, soltanto se ciascuno di noi, anziché essere persona depositaria di valori, di identità, di una civiltà, di un localismo, si trasforma in semplice strumento di produzione e di consumo della materialità. Privarci, uso un termine laicamente, dell'anima, cioè privarci di ciò che rappresenta la dimensione spirituale della nostra civiltà, della nostra umanità, è parte integrante
del progetto di globalizzazione della finanza speculativa. E non è un caso che sono proprio coloro che promuovono la speculazione finanziaria globalizzata, il dominio, come detto bene prima, delle banche, la dittatura bancaria, sono gli stessi che promuovono la dittatura del relativismo, e questo è un neologismo coniato dall'allora pontefice Benedetto XVI, e mi viene in mente questo ora mentre parlavo, che è sorprendente che Banca Intesa San Paolo diciamo dovrebbe evocare qualcosa di cattolico, è stata la prima banca in Italia ad accordare di pari diritti ai propri dipendenti omosessuali, concependoli come coppie eterosessuali. Sappiamo tutti che in Italia la legge non contempla questo, non mette sullo stesso piano per quello che riguarda i benefici che si traggono dal matrimonio, perché poi i diritti individuali, quelli sono garantiti a tutti, basta andare da un semplice notaio e quelli vengono, come dire, in automatico rivendicati ed auto attribuiti. Ma i benefici che si traggono dal matrimonio in Italia, non essendo riconosciuto il matrimonio omosessuale, noi non li attribuiamo alle coppie omosessuali. Bene, Banca Intesa San Paolo, invece, che è presieduta da un cattolicissimo Giovanni Bazzoli, invece ha accordato l'implicito riconoscimento del matrimonio omosessuale e invece i palesi diritti per chi ha contratto un matrimonio omosessuale all'estero, e la banca ne riconosce le sue ricadute. Magdi, ti vorrei rubare ancora pochissimi minuti perché c'è un altro argomento che si collega a questo. È una domanda che è venuta a me mentre parlavi prima. Questo progetto, diciamo, di globalizzazione, chiamiamola relativistica, su scala finanziaria, per così dire, attraverso gli strumenti della finanza e del dominio della finanza e delle banche, perché questo è inutile che ci accapigliamo su questo punto, ma come è governata l'Europa e per conseguenza come tendono a essere imposte certe ricette, perché veniamo da 2 giorni fa, quando il numero 1 della Banca Centrale Europea ha in pratica detto bisogna imporre, in questo caso all'Italia, determinate ricette. Dovete fare così. Quindi è un'imposizione che viene dai mondi della finanza e della banca. Ma questo progetto, diciamo, globalizzante in questa chiave qua, come si armonizza secondo te con il fatto che esistono movimenti, in questo momento lo stiamo vedendo in Iraq, che mi pare che non abbiano nessuna intenzione di sottostare ai diktat, diciamo così, della globalizzazione modello marmellata, perché l'avanzata, diciamo, islamica porta una radicale diversità in questo quadro qua. Che calcolo miope è, mi viene da dire, puntare su un'evoluzione del genere, sul meticciato, nel momento in cui si sta avanzando un'identità forte politicamente e religiosamente, con la quale non mi pare che si possano fare tanti ragionamenti, come ben sanno i cristiani e gli yazidi di Iraq. Intanto chiariamo ai nostri ascoltatori che Mario Draghi, il governatore della Banca Centrale Europea, ha chiesto esplicitamente la cessione della sovranità, per quello che riguarda le misure necessarie da approntare per il risanamento della spesa pubblica, e questo è gravissimo perché è contro la nostra Costituzione, che esclude la cessione della sovranità. Mario Draghi, che è cittadino italiano, dovrebbe in primis
sottostare alle nostre leggi e rispettare la nostra Costituzione. Chiudo questa parentesi per dire questo, che in realtà c'è un nesso tra quello che sta accadendo da parte della dittatura bancaria e quello che sta accadendo da parte del terrorismo islamico, ed è la scomparsa degli stati nazionali. Attraverso la dittatura bancaria e la dittatura eurocratica noi stiamo assistendo alla spoliazione degli stati nazionali. Sì. Noi abbiamo perso al 100% la sovranità monetaria, abbiamo perso all'80% la sovranità legislativa, abbiamo ipotecato la sovranità giudiziaria e ci apprestiamo a perdere del tutto la sovranità nazionale nel momento in cui l'Italia entrerà a far parte degli Stati Uniti d'Europa, che altro non saranno che una colonia tedesca all'interno della quale l'Italia si ridurrà ad essere, scusatemi, altro non sarà che un protettorato tedesco, all'interno della quale l'Italia non sarà che una colonia sottomessa alla Germania. E sull'altra sponda del Mediterraneo noi stiamo assistendo ora alla scomparsa di 3 stati nazionali, l'Iraq, la Siria e la Libia, che di fatto non esistono più come stati nazionali, sovrani, indipendenti, unitari. Si sono già sbriciolati, anzi sono stati sbriciolati. Sono già sbriciolati, esatto, non esistono più, questa è la verità. Quindi c'è, come dire, una strategia finalizzata alla distruzione degli stati nazionali, che facilita quello che dicevamo prima, e cioè il controllo da parte della finanza speculativa globalizzata, nel senso che si crea una dimensione che non è più ancorata al localismo, al nazionalismo. Detto questo, hai perfettamente ragione tu, perché con il terrorismo islamico non si può né dialogare né arrivare ad una qualsiasi forma di accordo. Il terrorismo islamico, nel momento in cui esplicita che ha come unico riferimento il Corano e Maometto, opera con delle categorie mentali e valoriali che sono totalmente in contrasto con la nostra umanità, con i diritti fondamentali della persona, ma anche qui possiamo anche concludere dicendo questo, che noi abbiamo una responsabilità enorme, perché c'erano degli stati nazionali che bene o male garantivano come dire, una stabilità in Libia, in Iraq, in Siria. Sicuramente non erano degli stati democratici. Oggi però noi siamo in un contesto che è 1000 volte peggiore, non solo perché gli stati nazionali non esistono più, ma perché i diritti elementari alla vita, alla dignità e alla libertà non esistono più. Sono stati semplicemente cancellati. Ha evocato prima lo sterminio dei cristiani, lo sterminio degli yazidi, di altre minoranze, penso agli alawiti in Siria, che, come dire, riescono a sopravvivere fin quando l'esercito regolare, il regime di Assad, riuscirà a tenere testa. Ma l'Occidente è responsabile di questo, perché ha partecipato in Libia in modo diretto, in Iraq e in Siria, in Iraq in modo diretto in precedenza, in Siria in modo indiretto, sostenendo la Turchia, l'Arabia Saudita e il Qatar, per aiutare i terroristi islamici all'insegna della lotta, costi quel che costi, contro i regimi al potere, che sono stati definiti delle dittature e che bisognava spazzare a tutti i costi. Ecco, Questo Magdi, è il risultato. Magdi Cristiano, ultima cosa, un minuto proprio te lo rubo, però le tue parole mi richiamano ciò che ho letto stamani su Avvenire, le parole dell'arcivescovo di Mosul, Emil Nona, il quale davanti a ciò che sta accadendo va, secondo lui, a quello che è la radice di quel che sta accadendo in Iraq, perché si esprime in termini molto chiari sul quotidiano dei vescovi, a proposito del fatto che, dice l'arcivescovo di Mosul,
che è stata purificata, diciamo così, dai cristiani e dalle altre minoranze. Beh, qui hanno pubblicato un editto che dice, hanno pubblicato coloro che sono arrivati sulla scorta di quello che chiamano il califfato, no? L'ISIL, lo Stato islamico della Siria e del Levante. Hanno pubblicato l'editto, o vi convertite o pagate la tassa o andate via, e non c'è stata mediazione, pulizia etnica, pulizia religiosa. Ma quando chiedono all'arcivescovo di Mosul come si è formata questa ideologia, da dove vengono queste persone, la risposta mi è sembrata di un chiaro come non ne ho mai trovato generalmente nelle risposte da parte di uomini di chiesa. La base, dice l'arcivescovo Nona, è la religione islamica stessa. Nel Corano ci sono versetti che dicono di uccidere i cristiani e tutti gli altri non musulmani. La parola infedele nell'Islam è una parola molto forte. L'infedele per l'Islam non ha una dignità, non ha un diritto. A un infedele si può fare qualsiasi cosa, ucciderlo, renderlo schiavo, tutto quello che l'infedele possiede è un diritto del musulmano. Non è un'ideologia nuova, dice l'arcivescovo Nona, è un'ideologia basata sul Corano. Queste persone rappresentano la vera visione dell'Islam. Il tuo parere su questo, Magdi Cristiano? Perché tu... È assolutamente vero, ma vedi Giulio, quello che a me sconcerta è il fatto che noi abbiamo paura di guardare in faccia alla verità. Cioè, se questo è scritto nel Corano, non è scritto da ieri, è scritto da sempre, cioè da 1400 anni. Allora, la mia domanda è questa: com'è possibile che un testo che esiste da 1400 anni, dove ciò che è scritto è tale e quale, immutabile nel tempo e nello spazio, com'è possibile che noi oggi facciamo fatica a dire che questa predicazione di odio, di violenza e di morte è presente nel Corano? Cioè, perché ad oggi ci vuole coraggio per dire semplicemente la verità? Perché dobbiamo aspettare che si perpetri un massacro dei cristiani per dire? Non è una denuncia, è una semplice constatazione, eppure ha il sapore di una denuncia e comporta, come dire, la condanna di chi la proferisce, ma la condanna non solo da parte degli islamici, ma la condanna anche da parte della Chiesa, dei cristiani, che continuano a reiterare la litania delle tre grandi religioni monoteiste, rivelate, abramitiche del libro, mettendo sullo stesso piano ebraismo, cristianesimo e Islam, e mettendo sullo stesso piano il Corano, i Vangeli, la Torah, le sinagoghe, le chiese, le moschee. Fin quando non avremo la lucidità e il coraggio di dire che non è affatto vero che Allah è uguale a Dio, a Gesù, non è affatto vero che Maometto è uguale a Gesù, non è affatto vero che il Corano è uguale ai Vangeli, non è affatto vero che ciò che si predica nelle chiese è la stessa cosa di ciò che si predica nelle moschee. Fin quando non avremo il coraggio di dire che l'Islam non è una religione, ma è una ideologia che predica esplicitamente odio, violenza e morte, fin quando non avremo il coraggio di dire chiaramente che le moschee vanno chiuse perché non sono dei luoghi di culto, ma sono luoghi di indottrinamento di un'ideologia radicale e al lavaggio del cervello che trasforma le persone in robot della morte, noi saremo destinati a scomparire. Io ti saluto, ringrazio Magdi Cristiano Allam che è stato con noi, ricordo, non per inciso, perché forse non lo sanno tutti o non è sempre ricordato, che sono 11 anni che vivi sotto scorta per condanna a morte ricevuta dal movimento terrorista islamico di Hamas. Grazie. Andiamo avanti, a testa alta e con la schiena dritta. Grazie e buon lavoro Magdi Cristiano Allam. Grazie ci sentiamo Giulio, presto. E grazie agli amici di Radio Padania che ci hanno seguito. Grazie ancora. Ci risentiremo. Intanto io voglio proporvi i passaggi essenziali di questa intervista, perché forse viene da un uomo che ha visto da vicino cosa sta succedendo, ma probabilmente lasciamo perdere il forse o il non forse. Io vi voglio proporre i passaggi di questa intervista
che ho citato poco fa con Magdi Cristiano Allam, l'intervista di Luca Geronico oggi per Avvenire, quotidiano dei vescovi, a Emil Nona, 46 anni, arcivescovo di Mosul, che non è più potuto rientrare nella sua città per il semplice motivo che i califfi, il califfato, l'ISIS, l'esercito, insomma, degli islamisti che hanno preso possesso e stanno prendendo possesso circa di un terzo dell'Iraq, ma stanno scendendo verso Baghdad, nonostante i droni americani e la tardiva e reticente guerra di Obama. Ad ogni modo, l'arcivescovo Emil Nona non ha potuto rientrare nella sede del suo arcivescovado, cioè la città di Mosul, che è stata purificata dai cristiani, dagli yazidi, dalle altre minoranze. Quindi la città è stata presa dagli islamisti dell'ISIL, dell'esercito islamico della Siria e del Levante, e ha notato l'arcivescovo Nona che l'esercito e la polizia sono semplicemente scappati. L'esercito iracheno dovrebbe contare su 250.000 unità che si sono semplicemente date alla macchia nel momento in cui è arrivata semplicemente la notizia che stavano per arrivare le milizie islamiche. La gente ha avuto paura, spiega l'arcivescovo Nona, ed è iniziato un esodo di massa di cristiani e altre minoranze. I cristiani sono fuggiti tutti. L'ISIS, l'esercito islamico, è entrato in città, a Mosul, storica città che era caratterizzata dalla presenza di cristiani, è entrato a Mosul senza una battaglia. Un rappresentante del califfato ha detto che i cristiani possono tornare a Mosul, però a condizione precisa. Hanno pubblicato un editto che dice appunto o vi convertite all'Islam o pagate la jizya, cioè la tassa di sottomissione, che peraltro è stata quantificata, se non ricordo male, in 400 o 500 euro a testa, che per quella popolazione vuol dire impossibile neanche pensarlo di pagare una tassa, o andate via. E gli è andata bene, perché agli yazidi invece gli hanno sparato, rubato, rapinato e sequestrato le donne e fatto tutto quello che volevano. Ai cristiani è stata data graziosamente questa chance, questa triplice chance: o vi convertite all'Islam, o pagate la tassa di sottomissione, o ve ne andate. E non c'è stata alcuna mediazione, dice l'arcivescovo di Mosul, Emil Nona, oggi al quotidiano Avvenire. Siamo davanti a una pulizia etnica che è nel contempo pulizia religiosa. La domanda più interessante e la risposta più interessante sono le seguenti: come si è formata questa ideologia? Da dove vengono questi qua del califfato? E la risposta è quella chiara che vi ho accennato prima, ma la leggo per intero. La base è la religione islamica stessa. Nel Corano ci sono versetti che dicono di uccidere i cristiani, anzi tutti gli altri infedeli, i non musulmani. La parola infedele nell'Islam, dice l'arcivescovo di Mosul, Emil Nona, la parola infedele nell'Islam è una parola molto forte. Infedele per l'Islam significa persona che non ha dignità, che non ha un diritto. A un infedele si può fare qualsiasi cosa: ucciderlo, renderlo schiavo. Tutto quello che l'infedele possiede, secondo l'Islam, è un diritto del musulmano. Non è un'ideologia nuova, dice l'arcivescovo Nona, è un'ideologia basata sul Corano stesso. Queste persone rappresentano la vera visione dell'Islam. Detto da uno che ha visto sulla propria pelle, sulla pelle di tanti cittadini della zona cristiana dell'Iraq, quello che è accaduto e che stiamo leggendo nei reportage. Il vostro diritto a restare in Iraq, come lo potete difendere? Chiede l'intervistatore. Risposta dell'arcivescovo Nona: non si può fermare, non si può, difendere il diritto nativo, tra virgolette, a rimanere in Iraq se la comunità internazionale non smette di usare i musulmani in politica. L'Islam è una religione diversa da tutte le altre religioni. Quando si usa l'ideologia islamica, il risultato è questo. Si possono fermare questi qui, quelli dell'ISIS, con la guerra o scovando dove sono i fondi finanziari che danno ossigeno economico a questi gruppi. Si deve ripensare completamente la politica internazionale. Sono 3 anni che in Siria la politica usa questi gruppi. Sono anni che avviene in Egitto, in Tunisia, in Somalia, in Afghanistan.
ci sono paesi che finanziano in modo molto aperto questi gruppi, sono le monarchie del Golfo, Qatar e Arabia Saudita, ma anche la Turchia ha avuto la sua parte nel foraggiare e nell'aprire la strada a questi miliziani islamici che stanno conquistando l'Iraq. Sono anni dunque che avviene in questi paesi e che ci sono paesi che finanziano in modo aperto questi gruppi. La comunità internazionale non dice niente perché questi paesi hanno risorse petrolifere. Se si fosse risolto all'inizio il problema siriano, non avremmo avuto questi gruppi in Iraq, conclude l'arcivescovo di Mosul. Soprattutto i politici occidentali non capiscono cosa vuol dire l'Islam, pensano che sia un pericolo solo per i nostri paesi. Non è vero, sono un pericolo per tutti, per voi occidentali ancor più di noi. Verrà un tempo in cui vi dovrete pentire di questa politica, dice ancora l'arcivescovo di Mosul, Emil Nona. Il confine di questi gruppi, infatti, non è limitato. Il confine di questi gruppi è tutto il mondo. Il loro obiettivo è di convertire con la spada o di uccidere tutti gli altri, dice l'arcivescovo di Mosul, che non è più potuto rientrare nella sua città. Love is Here to Stay di George Gershwin, suonata da Jack Gibbons. Ma rimanendo in argomento, vi segnalo rapidamente, oltre alla lettura dell'intervista che abbiamo citato prima, all'arcivescovo di Mosul su Avvenire, l'articolo di Fausto Biloslavo sul Giornale, che fa un po' il punto della situazione, l'avanzata del califfato, la fuga dei cristiani, il massacro dell'altra minoranza, gli yazidi, e lo scontro per il potere a Baghdad, perché in tutto questo bel quadro americani e governo iracheno non hanno trovato di meglio che baloccarsi col cambio del presidente del Consiglio, con il premier uscente accantonato, esautorato al-Maliki, e il nuovo capo del governo incaricato, Haider al-Abadi, ex esule a Londra fino al 2003. E in questo senso c'è un accordo oggettivo fra l'Iran e gli Stati Uniti, visto che tra l'altro non è da ieri, ma comunque la parte sciita è la parte che è stata messa al governo dell'Iraq. E qualcuno ha rimproverato agli americani anche questa scelta, perché hanno acuito, diciamo così, le tensioni rispetto all'altra minoranza, all'altra componente della popolazione irachena, cioè quella sunnita, foraggiata da Qatar, Arabia Saudita, Turchia e in chiave antisciita. Comunque, al di là di questi equilibri, al-Maliki è accusato di aver marginalizzato i sunniti, è stato sostituito, ma 43 deputati su 53 del suo partito sono rimasti con lui.
c'è il rischio di golpe, secondo qualcuno, secondo altri no. Nel frattempo gli Stati Uniti continuano con i raid aerei e però le forze dello Stato islamico continuano ad avanzare a sud, verso Baghdad. Si segnala come al solito la posizione dell'Unione Europea, assenza, mentre l'altro articolo interessante sul giornale di oggi è firmato da Gian Michele Sin e racconta dell'incredibile parabola di Isat Ibrahim al-Duri, era il numero 2 di Saddam Hussein, nemico per Bush, adesso lo corteggia Obama. L'ex numero 2 di Saddam all'inizio è stato finanziatore dell'ISIS, delle milizie islamiche del califfato, e adesso potrebbe trasformarsi in alleato degli occidentali. Perché? Cerca di spiegarlo Gian Michele Sin. Era il braccio destro di Saddam. Per gli americani invece era il re di fiori. Vi ricordate le carte che avevano distribuito i vertici del regime di Saddam da abbattere, da conquistare? Erano stati identificati con le carte da gioco. Era il re di fiori perché era il numero 2 del regime di Saddam. Oggi invece potremmo battezzarlo la Fenice dell'Iraq, risorta dalle ceneri del partito Ba'ath, il partito di Saddam Hussein. Quest'uomo è lo stratega e il finanziatore della rivolta sunnita che ha finito per far cadere il nord dell'Iraq nelle mani dello Stato islamico, dei miliziani che stanno prendendo il potere su scala sempre più larga. È anche un amico dei cristiani però quest'uomo e potrebbe diventare l'inconfessabile alleato dell'Occidente. Si tratta di Isat Ibrahim al-Duri, 72 anni, vicepresidente di Saddam Hussein, impenetrabile mistero dietro al nuovo orrore iracheno, lo definisce Gian Michele Sin. È l'unico alto gerarca del regime di Saddam che sfuggì alla cattura, una specie di primula rossa, su di lui una taglia da $10 milioni. È stato lui a guidare l'insurrezione sunnita contro il dominio sciita in Iraq dopo la deposizione di Saddam. Grazie a un manipolo di fedelissimi ex ufficiali di Saddam Hussein, ha contribuito al trionfo dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, cioè di quel califfato che si va instaurando in Iraq. La liberazione di Baghdad e far cadere il premier sciita, servo dei colonizzatori persiani, erano tra gli obiettivi di quest'uomo, l'ex numero 2 del regime di Saddam. A proteggerlo servizi segreti siriani, Arabia Saudita di nuovo e di nuovo Qatar, alla ricerca di pedine adesso meno indecenti dopo anni di finanziamenti ai massacratori dell'ISIS, dello Stato islamico, della Siria e del Levante. Il 23 luglio scorso l'ex numero 2 di Saddam ha denunciato l'allargarsi dei crimini dell'ISIS, dello Stato islamico, e la cacciata dei fratelli cristiani da Mosul è uno di questi crimini, ha detto al-Duri, il che praticamente significa che ha cambiato campo di nuovo e potrebbe diventare il nuovo alleato degli Stati Uniti, di Barack Obama. L'incredibile parabola di questo soggetto, nemico per Bush, Obama lo corteggia. Da segnalare ancora a livello di letture oggi la terza pagina di Avvenire, dedicata a Ninive cristiana, culla dell'Asia. Gli jihadisti, quelli dello Stato islamico, hanno fatto scempio di comunità fondate dagli apostoli, racconta su Avvenire Joseph Yacoub, professore emerito di scienze politiche all'Università Cattolica di Lione e studioso delle minoranze e dei cristiani d'Oriente, figlio di genitori cattolici siriani perseguitati e riparati in Francia. Svariate pubblicazioni al suo attivo e la presa d'atto che gli jihadisti, cioè in pratica quelli che secondo l'arcivescovo di Mosul non sono nient'altro che gli islamici normali, non duri e puri, normali, derivanti da quel sacro testo che è il Corano. L'Islam è quello lì, dice l'arcivescovo di Mosul, è questo che stiamo vedendo qui. Benissimo, dopo il 10 giugno del 2014 scrive il professor Yacoub, la storia della cristianità in Iraq non sarà mai più come prima. La città di Mosul invasa da gruppi jihadisti. Gli jihadisti impongono alla popolazione o di convertirsi o di pagare la tassa o di lasciare la loro terra. Esodo senza precedenti, catastrofe umanitaria. Radici bibliche, santi, chiese, missionari, una chiesa antica e ferita, anzi depurata. Ma in nome di che e per quale motivo? Si suggerisce a questo proposito, oltre alla lettura dell'intervista all'arcivescovo di Mosul, anche il bell'articolo di Carlo Panella sul Foglio di Giuliano Ferrara, a pagina 1 dell'inserto del Foglio di oggi.
Perché qui Pannella fa il punto su qual è la causa, la ragione vera del fatto che questa insorgenza islamica è sempre più vigorosa. La causa non è Palestina, Israele, il 48 e via dicendo. Sì, quello è uno dei fronti di guerra, casomai. Ma poi c'è da registrare un altro fenomeno, dice Pannella, cioè che la guerra non si vince più. In Medio Oriente i conflitti non si risolvono e la fine dei combattimenti è soltanto una pausa, una tregua, per di più islamicamente intesa, da Gaza all'Iraq alla Libia. Perché? E la domanda ha un suo peso. La ragione vera per cui non si riesce a venirne a capo, per così dire, e anzi l'insorgenza islamica si nutre, si gonfia e cresce, la ragione vera si riassume in una parola che può sembrare strana, spiazzante, magari astratta, ma non lo è per niente per quelli che si richiamano nell'Islam e all'Islam e al Corano, secondo quello che ha ben spiegato l'arcivescovo di Mosul. E la parola è Apocalisse. Apocalisse non è uno scherzo, scrive Carlo Pannella sul Foglio di oggi. L'Apocalisse significa l'urgenza di far nascere l'uomo nuovo coranico, coranicamente inteso. È un'utopia condivisa, è la peggiore delle utopie, scrive Pannella, perché è forgiata nel corpo di una fede millenaria. Un uomo nuovo coranico può maturare solo con la morte dell'ultimo ebreo e dell'ultimo infedele. L'Apocalisse, di cui la Nakba, la catastrofe, cioè la nascita di Israele nel 48, è stato il primo segno. È stato inteso nel mondo islamico la nascita di Israele come il segno dell'arrivo dell'Apocalisse, cioè della palingenesi, del rinnovamento, della nascita poi, dopo, al termine della guerra cosiddetta santa, della nuova umanità coranica. La nascita di Israele è dunque il primo segno dell'Apocalisse, della battaglia finale tra il bene e il male, sempre dal punto di vista coranico. Di incombenza dell'Apocalisse è intriso anche il lessico, il messaggio di Osama Bin Laden e dei vari salafiti e jihadisti discepoli di Said Qutb, principale teorico dei fratelli musulmani, che hanno nutrito tanta bella gente. A questa visione, diciamo così, della incombenza dell'Apocalisse e quindi battaglia finale tra il bene e il male e instaurazione della nuova umanità coranicamente intesa, a questo bisogna rifarsi per comprendere la follia sanguinaria del califfo Abu Bakr al-Baghdadi dello Stato islamico e dei miliziani del suo califfato. Di pulsione verso l'Apocalisse è impregnato tutto lo schema politico anche di Khomeini, che mette la fede nell'ultimo giorno, nell'Apocalisse appunto, come preambolo della Costituzione islamica iraniana. Ma se questa è la partita, questo lo scenario, se il traguardo è l'uomo nuovo coranico sul corpo straziato e vinto della donna, dell'ebreo, dello yazidi, del cristiano, non ci sono mediazioni, compromessi o paci di Vestfalia possibili. Al massimo c'è una hudna, cioè una tregua temporanea al più di 10 anni, come prescrive il canone coranico, prima che il jihad riprenda. Perché deve riprendere il jihad, e jihad, scrive Pannella, non si traduce con guerra e neanche guerra santa. Jihad si traduce più correttamente come sforzo salvifico per affrontare nella grazia di Allah il giudizio ultimo dell'ultimo giorno, con la spada in mano. Questo è il retroterra, diciamo così, per cui alla fine la guerra non si vince più, perché dall'altra parte, la nostra, quello che dovrebbe essere la nostra, non c'è quella chiarezza che consente di inquadrare le cose. Intanto racconta Alberto Negri sul Sole 24 Ore, pagina 1 e pagina 6, si pone la domanda, anzi Negri, corrispondente inviato a Erbil, nella zona ancora curda del nord dell'Iraq, le capacità militari, organizzative e finanziarie di questo califfato. Da dove vengono? L'ISIL, o ISIS che dir si voglia, insomma l'esercito islamico della Siria e del Levante, nasce dalla branca irachena di Al-Qaeda, fondata dal giordano Musab al-Zarqawi, che dopo la sua uccisione nel 2007 si è trasformata dal 2010 nello Stato islamico dell'Iraq. Con la guerra in Siria, Abu Bakr al-Baghdadi, cioè il califfo di questo Stato islamico dell'Iraq,
ha intuito come saldare il conflitto siriano a quello iracheno, facendo leva sul risentimento dei sunniti. Da una parte il regime alawita di Assad, dall'altro quello sciita di Baghdad, tutti e due alleati dell'Iran e degli Hezbollah libanesi. Più o meno consapevolmente a questo punto tutti hanno aiutato il califfo. La Turchia ha lasciato aperte le frontiere in Siria per il reclutamento dei combattenti. Le monarchie del Golfo, Arabia Saudita e Qatar in primis, hanno appoggiato il tentativo di rivincita sunnita in funzione anti-iraniana. Il governo di Baghdad, sciita, ha perseguito politiche discriminatorie nei confronti dei sunniti, mentre l'Occidente continuava non a non capire, ma a non voler capire, alla vana ricerca di gruppi cosiddetti moderati da sostenere, già da tempo spazzati via però dagli estremisti, cioè dai componenti di questa brigata che si chiama Stato Islamico dell'Iraq. Più che brigata è un vero e proprio esercito. Perfino la vecchia Al-Qaeda, scrive Alberto Negri sul Sole 24 Ore, ha perso la partita. Sempre più militanti provenienti da ogni parte si arruolano con il califfo di successo, ormai capace anche di autofinanziarsi. Alla chiesa caldea di St. Joseph a Erbil questi ragionamenti però in questo momento non interessano. Centinaia di profughi si ammassano ovunque, curdi, cristiani, yazidi, uomini, vecchi, donne e bambini. Bevono e si lavano a una sola fontana. Generazioni sopravvissute ad altre guerre, prima quelle di Saddam, poi degli americani, ora in fuga dal nuovo califfo. Forse dobbiamo loro qualcosa di più di una spiegazione teorica, scrive Alberto Negri sul Sole 24 Ore. E infine c'è da segnalare ancora da Italia Oggi, pagina 15, l'articolo di Alberto Pasolini Zanelli da Washington sulla politica di Barack Obama, sul buonismo sterminatore, come lo definisce Pasolini Zanelli. Ha sbagliato nel credere che basti abbattere i dittatori per diffondere la democrazia. Le vere catastrofi le ha prodotte in Libia, Iraq e Siria, i tre stati che citava Magdi Cristiano Allam come esempi di distruzione di stati nazionali che avevano una funzione, per così dire, contenitiva quantomeno, e anche di stabilizzazione. Distrutti non possono far altro che diventare preda di questi apocalittici guerriglieri del Corano. Anche con soddisfazione maliziosa e malcelata, alcune voci si sono levate nelle ultime ore negli Stati Uniti per plaudire ironicamente alla decisione di Barack Obama di ridare all'America un ruolo bellico attivo in Iraq, dopo il famoso ritiro, perché Obama è stato il presidente del ritiro e poi guerra invece alla Libia, tanto per chiudere il discorso. E vi suggerisco anche per oggi la lettura di un altro articolo, il reportage di Pietro Del Re su Repubblica. Qui invece l'attenzione è focalizzata sui curdi, sui peshmerga, cioè i combattenti curdi, l'ultimo muro rimasto contro il terrore islamista. Armare i curdi è una anche delle questioni che si pongono a livello europeo e italiano. E adesso non facciamo in tempo naturalmente a leggere tutto il reportage, ma inizia il racconto dell'inviato di Repubblica con l'esultanza dei combattenti curdi peshmerga delle retrovie. 2 giorni fa questi combattenti curdi, partiti per difendere la loro terra senza il minimo addestramento militare, hanno vinto la prima battaglia della loro vita. Spalleggiati dai caccia e dai droni statunitensi, hanno liberato Makhmur, città caduta la settimana scorsa nelle mani dei guerriglieri dello Stato Islamico, a 30 chilometri dalla capitale della provincia autonoma del Kurdistan iracheno, Erbil. La testa avvolta in un turbante e i pantaloni stretti alla caviglia, il patriota fornaio curdo Shoresh è consapevole di quanto sia stato decisivo l'intervento americano. Gli jihadisti sono meglio equipaggiati di noi peshmerga, perciò senza i raid statunitensi oggi sarebbero forse già arrivati a Erbil, la capitale appunto curda della provincia autonoma del Kurdistan iracheno. Ci sono state promesse più armi più moderne e artiglieria più pesante. Al momento però non ho ancora visto nulla, dice quest'uomo, uno dei combattenti curdi. Perciò devo ancora accontentarmi di lui, dice l'uomo accarezzando il vecchio Kalashnikov. Quando ci avviciniamo alla linea del fronte, alla periferia meridionale di Makhmur, la musica cambia di botto. Qui, irregimentati da una marziale disciplina, i combattenti si muovono tra le ultime case della città con molta circospezione.
trotterellando da un luogo all'altro col dorso piegato per fermarsi di tanto in tanto a scrutare l'orizzonte. Per cancellare lo spaventoso ricordo delle bandiere nere issate dagli islamisti, oggi sventolano ovunque i vessilli del Kurdistan iracheno. Ma lungo le strade di Mahmur ancora non si vede nessuno, salvo i combattenti curdi alla ricerca di possibili cecchini o di mine antiuomo nascoste dagli islamisti, scrive Pietro Del Re su Repubblica. Il reportage ve lo consiglio perché comunque fa parte degli articoli interessanti da leggere oggi. Ci salutiamo qui, buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca.